È un'emergenza soprattutto del terziario. Tempo fa avevamo fatto proprio un'indagine che diceva che ogni 7 imprenditori over 70 ce n'era uno under 30, che è un po' un'emergenza questa. Non ci sono soltanto i lavoratori da trovare, nel commercio trevigiano la sfida riguarda anche la cosiddetta autoimprenditorialità, soprattutto tra i giovani. Per mantenere quel livello anche di sviluppo socio-economico del nostro territorio dobbiamo davvero cercare di dire ai giovani: tu puoi essere il prossimo imprenditore, tu puoi creare anche assieme agli altri, non da solo, un'attività che può creare e generare benessere per tutto il territorio. Necessario quindi entrare nelle scuole e parlare con le nuove leve, senza dimenticare che il mondo dell'impresa nella Marca è sempre più rosa. Sono 16.000 le attività gestite da donne, quasi la metà del totale. Da qui il coinvolgimento di testimonial, giovani che ce l'hanno fatta nella vita e nel lavoro. Tra queste Silvia Marangoni, 11 volte campionessa del mondo di pattinaggio in linea, ora assistente capo della Polizia Penitenziaria. Volontà ma soprattutto pazienza, le doti da sviluppare. Ne hanno tanto bisogno, veniamo da un periodo veramente difficile. L'emergenza del Covid ha bloccato un po' tutto, ha messo un po' tutto in pausa e questi ragazzi hanno bisogno di ripartire con le giuste motivazioni e noi dobbiamo essere lì con loro per aiutarli e supportarli.